Oroscopo del Toro. Il mese di agosto. Questo mese vi offrirà il tempo e le energie necessari per dedicarvi a coltivare la vostra crescita personale. Non temete. Questo sforzo vi ripagherà con gli interessi, perché prendervi cura della vostra psiche così come del corpo e di tutti gli altri aspetti della vita, significa creare un equilibrio interiore stabile, fonte di soddisfazione e di capacità di reagire agli eventi. Recuperate la vostra autenticità, ritrovatevi nei vostri interessi personali, non abbiate timore di vivere la differenza, ciò che vi distingue dagli altri è quello che parla della vostra essenza più intima. Toro e amore. Vi aspetta un buon periodo. Saprete esprimere le vostre emozioni senza reticenza, cedere alla passione se e quando lo riterrete opportuno, coccolare e farvi coccolare. Saranno giornate tenere e notti languide, un po' romantiche, così come vorranno le vostre stelle. Cosa c'è di più emozionante che guardare il cielo notturno in due? Prendete al volo ogni occasione per rendere speciale questo periodo e fate qualcosa di diverso. Ma non aspettate di essere imboccati, siate più intraprendenti. Oroscopo amore coppia. Fate spazio alle emozioni. Specie se il dialogo, nella parte centrale del mese, non funzionerà così come vorreste. Se dovete chiarire un argomento particolare, delineare un progetto comune per la coppia, fatelo nei primi 5 giorni e negli ultimi 12. Intorno a Ferragosto vietato discutere, meglio regalarvi qualcosa di speciale, un piccolo evento da dedicare solo a voi due. Specie se da troppo tempo non vi prendete cura di questi piccoli dettagli, che però rendono intenso l'amore. Oroscopo amore single. L'estate spesso viene definita come la stagione ideale per i flirt. E di certo, se lo cercate, un flirt potrebbe capitare, sguardo intenso, occhi che cercano altri occhi. Ma se sognate l'amore, allora eccovi più selettivi. Perché avete superato molte delusioni, il passato ha lasciato qualche cicatrice sui vostri cuoricini, e quello che volete ora è incontrare la persona giusta, quella che rimanga accanto a voi. Siete realisti, e sapete che la perfezione non esiste, ma su certi dettagli non transigete.